tema di oggi riguarda i femminicidi. La domanda è quella se la violenza di genere è un problema culturale. Avremo una serie di interviste fatte anche nei centri antiviolenza, avremo una serie di opinioni importanti da parte delle persone che intervisterò al mio fianco. Ve le presento: Angelica Giancola, criminologa, avvocato, buonasera. Buonasera, grazie. Massimiliano Ortolan, vicequestore della Polizia di Stato, questore di Udine, buonasera. Allora, noi vi faccio prima vedere una copertina realizzata dal nostro Fabio Di Bernardo che riassume l'ultima vicenda accaduta in Friuli, a pochi passi da noi, a Codroipo. Una lite tra moglie e marito finita in tragedia, un dramma che si è consumato tra le mura domestiche in piena notte in via delle Acacie a Codroipo. Decine di coltellate hanno raggiunto Elisabetta Molaro, 40 anni, assicuratrice, a collo e torace. E il marito per noi era una persona piacevole, simpatico, socievole, una persona normale, una persona alla quale vuoi bene e ti affezioni, come eravamo affezionati a tutta la famiglia. Sabato hanno fatto la festa della bimba, una famiglia unita per me. Cioè, sono scioccata sinceramente. Lei mi aveva confidato, insomma, che lei intendeva separarsi, me lo aveva detto, non so, a metà maggio. Certo, lei, come dire, la separazione non era facile, perché la separazione la voleva lei e lui no. Avrebbe ucciso la moglie Elisabetta Molaro nel sonno con decine di coltellate per gelosia e per paura della separazione. Poi, dopo aver chiesto alla suocera di prendere le bambine e chiamato il 112, avrebbe cercato per 2 volte di togliersi la vita. È quanto ha raccontato al PM il 44enne Paolo Castellani, reo confesso dell'omicidio della consorte avvenuto martedì notte a Codroipo. Questa è l'ultima vittima. Abbiamo sentito alcune parole fondamentali, gelosia, paura di separazione. Allora chiedo alla regia, prima di sentire appunto i nostri ospiti, di mandare in onda qualche dato, perché volevo partire da lì proprio. La puntata fatta inizialmente da numeri per poi cercare di capire che cosa si può fare per impedire tutto questo. Allora, lo faccio vedere anche agli ospiti ovviamente. Il primo grafico riguarda le vittime di omicidio. Secondo la relazione poi con l'omicida notiamo che dal 2005 al 2020 c'è stato un aumento esponenziale di chi appunto ha commesso questi delitti e del partner. Viceversa diminuisce quello che riguarda l'indice che riguarda lo sconosciuto, e poi ci sono appunto anche gli altri parenti. Andiamo avanti con il secondo dato. Questo dato invece ci riguarda la prevalenza della violenza, la prevalenza della violenza principale per cui si chiede aiuto, e qui emerge soprattutto, come vedete, l'escalation dal 2010 al 2020 fisica e psicologica. Andiamo avanti con l'ultimo dato, poi lo faremo commentare. Qui invece c'è il dato che riguarda i motivi delle chiamate per trimestre, sono dati tutti nazionali. Quello evidenziato, che voi potete notare, riguarda il secondo trimestre del 2020, sono le maggiori chiamate di aiuto che sono arrivate di richieste per violenze. E forse non è un caso proprio il secondo trimestre 2020, perché per noi segna praticamente il lockdown, nel momento in cui tutti eravamo a casa. Giancola, questo vuol dire che il vero nemico si nasconde proprio tra le mura domestiche, facendo un po' il riassunto di tutto questo? Allora, è chiaro che purtroppo siamo sempre lì. Se pensiamo che da gennaio ad oggi le donne uccise sono 31, sono troppe, no? Qui stiamo assistendo a una vera e propria strage. Questi reati avvengono per la maggior parte dei casi all'interno delle mura domestiche, e a compiere questi reati è l'uomo che tu ami, dentro la casa che è il luogo dove tu dovresti stare meglio, è il tuo nido d'amore. Però devo dire che a questo punto dobbiamo prendere provvedimenti, non possiamo più rimanere a guardare o rimanere scandalizzati di fronte a certe notizie, perché le leggi ci sono. Io penso che non servano altre leggi, ma serva applicare e conoscere le leggi che già abbiamo. Ricordiamo nel 2019 la legge sul codice rosso, ed è una legge molto importante, ha inasprito notevolmente le pene, sì. Però a fronte di questa legge i femminicidi sono ancora troppo alti. Sicuramente gli anni del lockdown li ricorderemo, ovviamente, perché è una situazione che nessuno di noi si sarebbe aspettato di
scusate di dover vivere, ma è chiaro anche che le violenze quando avvengono? Per la maggior parte avvengono o durante le ore serali, quindi dalle 9 a mezzanotte, quando tutti si rientra, durante i weekend, durante le vacanze, quindi immaginiamo durante il lockdown dove queste donne, passatemi il termine, erano proprio sequestrate in casa e di conseguenza ovviamente il mio oggetto di proprietà, tu sei il mio oggetto di proprietà, io faccio quello che voglio. Quindi tutte le violenze potevano essere concentrate in qualunque ora della giornata. Quindi quella convivenza, io purtroppo proprio ieri mi sono interfacciata con una donna disperata che mi ha detto io faccio più ore dove lavoro perché io ho paura di tornare a casa. Allora se nella nostra normalità le donne che possono andare a lavorare, perché ricordiamo che molte di queste donne vittime di violenza sono costrette ad abbandonare il lavoro, perché questo è uno degli obiettivi, ma chi invece riesce a mantenerlo, riesce a uscire di casa, se non altro alcune ore stacca. Durante il lockdown questo non era più permesso, ed è diventata una tragedia. Tant'è che voglio dire una cosa, ed è stato molto interessante, durante proprio il primo lockdown, per aiutare queste donne che vivevano nel silenzio, ricordiamo che c'è stata una fondazione che aveva indicato, no, come richiesta d'aiuto silenziosa il pollice al palmo della mano, 4 dita su, chiudi a pugno e per chi ti vede vuol dire aiutami, sono vittima di violenza. E mi è stato riportato che dalla farmacia al corriere che arrivava a casa di questi pugni ne hanno visti tanti. Si ritrova in questi dati, Ortolan, che abbiamo appena illustrato, quanto è successo, questa fenomenologia, se si è acuita nel corso del lockdown e se in questo momento sono passati 2 anni dall'inizio, c'è comunque un'escalation che continua, secondo in base anche ai dati che ha dato Giancola, se non sbaglio 1 settimana potremmo dire di femminicidi, se ne sono avvenuti 30 in 180 giorni. È una donna ogni 8 ore. Esatto. A livello nazionale sappiamo che gli omicidi sono circa 500-600 l'anno, gli omicidi in generale, però è un dato che in questi decenni sta sempre diminuendo, a differenza proprio invece del femminicidio, cioè quindi dell'omicidio della donna in quanto tale. In questo caso purtroppo i numeri sono sempre e purtroppo stabili, quindi parliamo sostanzialmente all'anno, in questi ultimo decennio, sostanzialmente di una donna uccisa ogni 2 giorni e mezzo, ogni 3 giorni. Questo sostanzialmente è il dato nazionale. E magari insomma qui in Friuli non abbiamo questi dati, c'è stato un lungo periodo dove non c'erano stati femminicidi, mentre abbiamo avuto diciamo ultimamente dei fatti effettivamente gravi che sono successi, ma questo non significa che non c'è violenza. Nel periodo del lockdown a cosa si è assistito? A quello che è stato appena detto dalla dottoressa Giancola, cioè la preda era in casa, quindi non c'era necessità da parte diciamo, del maltrattante di maltrattarla in determinati orari mentre era buona tutta la giornata, la donna purtroppo non aveva scappatoie e quindi doveva diciamo, subire e spesso diciamo, non c'era neanche la possibilità di avvisare. Ecco perché per esempio in quel periodo è stata implementata anche l'app della Polizia di Stato che è attiva tuttora, la voglio ricordare appunto YouPol, che permette diciamo, delle segnalazioni che possono essere fatte anche con, aggiungendo delle fotografie o dei commenti tramite insomma, il cellulare. Ecco, ricordiamo questo perché è fondamentale, no? Eccolo qua, grazie alla nostra regia Fabio Di Bernardo illustra YouPol, questa app della polizia. Perché è importante, Ortolan, è uscire dall'anonimato? Prima di tutto è questo, il primo passo da fare è questo. Per noi è fondamentale, noi diciamo sempre, lo dirà sicuramente la dottoressa forse meglio di me, ma bisogna uscire da questa spirale. Noi purtroppo diciamo che non c'è alternativa, non c'è rispetto dei principi, non c'è benevolenza e bene nei confronti dei figli se diciamo, non si decide di uscire da questa spirale, perché è una spirale che prima o poi porterà a dei fatti più gravi, non necessariamente ad un omicidio, certamente, però a dei fatti insomma, che le donne normalmente devono, purtroppo subiscono costantemente e giornalmente. Successivamente al lockdown, voglio dire,
sono aumentati esponenzialmente, quindi i dati del 2020 ci dicono che nei primi 6 mesi sostanzialmente gli interventi fatti da personale delle volanti o della radiomobile si sono completamente annullati e quindi anche tutti i reati sostanzialmente si sono abbassati in maniera esponenziale, per poi nell'ultimo semestre aumentare ed arrivare sostanzialmente ai numeri degli anni precedenti. Questo per dire appunto che la violenza purtroppo c'è ed è rimasta ed era chiusa in casa in quel momento. Gli allontanamenti, le denunce, lo stesso codice rosso che dopo ne parleremo, insomma, se ha avuto una propria funzione, ma tutto questo funziona, Giancola, secondo lei? Oppure bisogna partire già molto prima con la prevenzione? Bisogna arrestare prima, arrestare tra virgolette, ovviamente. È lui che arresta. Esatto, lui dovrebbe fare, ha il suo compito, questo è il suo compito, ma arrestare prima il fenomeno, una prevenzione già. Partiamo da una base, noi abbiamo a che fare con delle donne ovviamente con un'autostima quasi inesistente, no? Denigrate dalla mattina alla sera come moglie, come madre e voglio dire questo, molti di questi uomini maltrattanti all'inizio si presentano molto bene perché ti fanno sentire molto importante, ti fanno sentire una prima donna, c'è un corteggiamento bello, no? E anzi ti portano a pensare, caspita, sono stata fortunata perché ho trovato l'uomo della mia vita. Perché è così che ti fanno sentire, no? Una regina. Perché? Perché l'obiettivo è quello di riuscire a ottenere il controllo della tua vita in tempi molto brevi. E quindi tant'è che dal primo appuntamento alla richiesta di una convivenza o anche di un matrimonio abbiamo visto che possono passare anche banalmente 2 mesi. Dopo di ciò però i primi segnali iniziano a esserci, cioè molto spesso queste donne confondono quello che è l'amore con il controllo. Con la possessione. E fanno passare giustificano questi atteggiamenti dicendo no, ma perché è molto innamorato di me. Allora cosa succede? Che poi arriviamo a questa convivenza e questa convivenza inizia a caratterizzarsi da un isolamento della donna e da tutta una serie di atteggiamenti che sono di minacce nei confronti della donna, cioè io inizio a costruire la tensione in modo tale che tu abbia paura, io inizio a minacciarti, inizio a dirti che comunque con le tue amiche non devi uscire, con la tua famiglia devi tagliare quel cordone ombelicale, ma inizialmente te la fanno passare come io ho troppo bisogno di te, se tu esci con le tue amiche io sento la tua mancanza, io voglio che tu sia la madre dei miei figli, ma se tu sei tanto attaccata alla tua famiglia come fai a essere... Quindi sono molto bravi nel costruire la relazione. Quando hanno comunque la percezione di esserci riusciti, ma ancora di più quando invece iniziano a capire che la donna percepisce che c'è qualcosa che non va e vuole recuperare i suoi spazi, allora lì scatta proprio la violenza. Purtroppo devo dire, la violenza fisica riusciamo a percepirla con un'estrema... Se non sono così abili da colpire in zone del corpo non visibili, perché molti lo fanno apposta, però ricordiamo che c'è quella violenza psicologica che abbiamo visto anche nei dati precedenti, che è proprio l'escalation ed è pazzesca. Allora io la interrompo, andiamo a un momento di pubblicità e poi riprendiamo questo tipo di discorso, perché sulla psicologia poi si basa un po' tutto, no? E bisogna già cominciare anche da piccoli a istruire, secondo me, le famiglie, a preparare i ragazzi. Pubblicità. Eccoci nuovamente in onda con Elettroshock, puntata dedicata alla violenza di genere, purtroppo per i numerosi fatti che accadono in Italia e purtroppo anche in Friuli Venezia Giulia ultimamente, i femminicidi. Ovviamente questo è il tema. Parlavamo con Angelica Giancola, criminologa, avvocato, perché abbiamo visto anche attraverso i dati, magari li rimettiamo anche in onda, di quanto sono aumentate le violenze psicologiche, perché si parte tutto da lì inizialmente, no? Perché la violenza psicologica è molto più difficile da riuscire a identificare, perché una donna che è vittima di una violenza psicologica, allora ovviamente la donna non parla, non si poi con chi si deve confidare? Molto spesso si vergogna, ha paura, è isolata. E quindi la violenza psicologica è una violenza bianca, è una violenza silenziosa. Di conseguenza poi queste donne
continuano a giustificare quegli atteggiamenti, quasi dandosi, cioè si fanno a loro volta violenza, no? Perché si danno la colpa, magari è colpa Torniamo mia. nell'anonimato che diceva prima Ortolan, no? Esattamente. Esatto. Cioè il fatto di chiudersi all'interno, no? E quindi fai proprio fatica a tirarglielo fuori, no? Poi passiamo a quella che è purtroppo ancora più difficile, la violenza sessuale. Perché questa violenza sessuale viene nascosta e giustificata dalla donna anche in situazioni di lesioni gravi dove la donna è dovuta ricorrere alle cure sanitarie, alla richiesta dell'operatore sanitario ma che cosa è successo, si nasconde dietro a quasi un dovere coniugale. Quindi quella che è la violenza psicologica, la violenza sessuale e non da meno la violenza economica, perché questi uomini rendono la donna non autonoma economicamente, certo, denigrandola, perché molto spesso si fanno consegnare lo stipendio, dicendo che non è in grado di gestire il ménage familiare, il ménage economico. A queste donne vengono elargite delle somme di denaro banali, che ovviamente nella quotidianità devono giustificare, e il non essere autonoma economicamente le rende ancora più deboli. Questo è un po' l'identikit, insomma, di chi subisce violenza e di chi la fa la violenza. Siamo andati in un centro d'ascolto, grazie al nostro Fabio Di Bernardo, a sentire un po' quali sono i numeri centro antiviolenza. Sentiamo. Arrivano da noi ragazze, dalle più giovani, dai 14 fino a signore anche sui 70 anni, ecco. Chiedere supporto non significa solo venire qui per denunciare, ma appunto anche solo venire per chiedere informazioni, per avere supporto psicologico, avere supporto legale. Tutti questi supporti sono assolutamente gratuiti. Da gennaio ad oggi, ad esempio, noi siamo state intercettate da 100 donne e non è poco. Succede che una persona viene, chiede aiuto, noi a nostra volta le mostriamo cosa noi possiamo fare. Certamente possono vivere e devono vivere qua, perché non è che possono andare a passeggio come vogliono, perché lui è in agguato. Qualcuno, per far vedere che comunque ci raggiunge, ha piazzato nel nostro giardino la foto di un giocattolo, che una finestra scassata, per far vedere che loro possono entrare. Cioè c'è un meccanismo costante e continuo di chiacchiera tra noi, la donna e il maltrattatore. Ortolan, quanto è importante che si faccia rete tra psicologi, avvocati, polizia, le istituzioni? Beh, è fondamentale. Il senso della comunità, che magari si è perso, no? Assolutamente, si sta cercando ormai da anni di fare rete. Recentemente, già nel 2013 per esempio è stato firmato un protocollo a livello provinciale sotto l'egida della prefettura dove partecipano diversi enti, quindi diciamo dalle forze dell'ordine all'ordine degli psicologi, agli ospedali, insomma, che insistono in provincia, questo per cercare appunto di intercettare. Noi dobbiamo intercettare la violenza. Intercettare la violenza è molto difficile perché effettivamente quella fisica effettivamente si vede e un operatore, voglio dire anche l'addetto al triage, indipendentemente dal fatto che una donna si presenti dicendo in ospedale dicendo magari che è caduta dalle scale, riesce diciamo a comprendere e quindi introdurre questa persona in un percorso specifico per poi approfondirlo con il medico di turno. Quando si parla invece di violenza psicologica, allora questo è molto più difficile, così come gli altri tipi di violenze, anche se devo dire che l'esperienza ci porta a dire che è difficile che in una coppia ci sia solamente un tipo di violenza, spesso ci sono più tipi di violenza. Recentemente abbiamo eseguito una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, dal divieto di avvicinamento di un uomo che le perpetrava tutte e quattro nei confronti
di questa donna, quindi dalla violenza psicologica, insomma cercando in tutti i modi di svalorizzarla, di minacciarla, di insultarla, anche semplicemente perché il cibo non era fatto bene, non era ben cotto, alla chiamata ai familiari dicendo che non la voleva più in casa perché lui voleva insomma una donna diversa, fino ad arrivare alla violenza fisica, perché spessissimo poi sfocia in violenza fisica, in violenza di tipo economico, per cui la signora non aveva alcun tipo di denaro, aveva solamente pochissimi soldi per fare la spesa e neanche sufficienti per la famiglia, e poi la violenza sessuale classica, purtroppo, quella insomma di considerato quasi insomma un dovere coniugale che la donna necessariamente purtroppo subiva insomma all'interno della famiglia. Ortolani, il codice rosso per cui accennava inizialmente anche la Giancola nella prima parte di questa puntata e tutte le altre leggi che si sono susseguite, perché alla fine mi sembra che non manchi un testo unico in generale, ma vi ha aiutato oppure no? Vi stanno aiutando queste leggine oppure sono... Allora, dobbiamo dire, senza insomma scendere in considerazioni di tipo politico, che purtroppo effettivamente non esiste un testo unico. In Italia spesso si legifera nell'emergenza, quindi succedono diversi casi a livello nazionale e il nostro legislatore emana una norma, diciamo, specifica. Purtroppo sì, ci sono tante norme, anche bene, anche a dire la verità ben fatte, perché l'Europa ci dice che effettivamente ci sono le norme in Italia che purtroppo spesso, diciamo, non sono applicate per il loro contenuto. Il codice rosso, che ricordo è una legge del 2019, sostanzialmente dà una via preferenziale a questo tipo di procedimenti e quindi impone in questo caso alle forze dell'ordine appena insomma entra in contatto in un fatto di questo genere, di informare anche oralmente il magistrato, e il magistrato che si occupa del fatto entro 3 giorni dall'iscrizione del reato deve sentire la persona offesa, insomma, a meno che non ci siano delle esigenze per cui il termine può essere protratto. Questo permette subito, diciamo, al magistrato e alle forze dell'ordine di entrare in contatto con la parte offesa e di capire che cosa, diciamo, succede in quella famiglia. Chiedo perché i numeri comunque sono in aumento, se sono in aumento uno si chiede perché si fanno queste leggi se alla fine magari non servono. Lei mi dice però che alla fine ogni contributo può essere buono, certo che deve essere strutturato anche forse un po' meglio, insomma, ecco, piuttosto che fare leggi in emergenza, ecco. Probabilmente... Diciamo che è molto importante quello che dicevi, cioè il discorso della rete, quindi al di là poi della norma, perché ecco, c'è un altro tessuto che è di livello culturale che deve essere... Bravissimo, è molto importante tornare alla domanda che abbiamo fatto all'inizio, no? Violenza di genere, problema culturale. Sì, chiaramente lo è, quindi al di là, diciamo, delle norme, al di là delle forze dell'ordine, dei magistrati e quant'altro, noi arriviamo dopo, l'importante è prevenire e la prevenzione si fa molto presto, bisogna cominciare, diciamo, già dai ragazzi, insomma, dell'età scolare, della scuola elementare. Dopo ne parleremo, ma volevo chiedere a lei che è criminologa ma anche avvocato, no? Se non sbaglio, ma gli avvocati possono già fare qualcosa, lanciare un'avvisaglia all'inizio, magari quando ricevono direttamente queste famiglie, questa donna, questi uomini che hanno problemi di separazione? Possono dare un contributo fattivo? Io penso maggiore. questo, che sono molto d'accordo con Ortolan quando dice che le istituzioni devono, e adesso più che mai, unirsi e non più rimanere in superficie, ma lavorare tutti assieme in maniera concreta, no? Perché è necessario. Allora, io penso da avvocato che è chiaro che quando ti trovi di fronte a una coppia che decide di separarsi, una normale conflittualità c'è sempre, no? E sono molto d'accordo quando si parla di solito c'era il detto, l'amore non è bello se non è litigare. Ah no, beh, infatti questo, qui nasce bravo, tutto. Bravo, perché però, da qui tutto. partiamo. Perché, ma un po' questo in diverse persone che lavorano in questo mondo, quindi non sto parlando di una categoria precisa, però ci rendiamo conto che bisognerebbe che le persone che operano in questo settore venissero formate costantemente e che i concetti di base
ecco, non fossero dati tanto per scontato, no? Perché molto spesso si tende a confondere quello che è una relazione conflittuale da effettivamente una violenza, ed è un po' differente la cosa. Allora torniamo lanciamo con appello, insomma, al suo ordine. Allora, l'avvocato che hai comunque, no? Cioè, il tuo dovere è quello di accogliere fondamentalmente le richieste che ti fanno. Vogliamo separarci, o ti viene la persona, magari la donna che è vittima di violenza e che dice: avvocato, io ho bisogno di essere aiutata, io mi voglio la richiesta, io mi voglio separare perché questo mi massacra. Perché poi è vero, non c'è una selezione nel tipo di violenza, poi è vero, cioè arrivi dalla violenza, quando esplode la violenza, esplode, quindi va dalla fisica, ti tiro la sberla, mentre ti tiro la sberla ti sto denigrando, mentre ti sto denigrando magari parte anche, ti denigro non solo come donna, ma tocchiamo anche la sfera economica perché ci stai mandando in fallimento, e poi si passa all'abuso sessuale, quindi in realtà poi queste violenze vanno tutte assieme, no? Allora, la donna che viene da te e ti dice mi aiuti, io penso che sia doveroso come avvocati accompagnare queste donne. Perché il problema non è fare la denuncia, ma fare in modo che la donna mantenga la denuncia, perché è qui che ce la giochiamo. E laddove sia necessario interfacciarci con le forze dell'ordine e anche per un confronto. Quello che manca in questo momento? Ma io non posso dire se manchi o meno, però vorrei che ci fosse una più responsabilità un po' da parte di tutte le categorie, no? Cioè io da sola non posso fare niente. Certo. Una donna che arriva da me che è massacrata, è ovvio che io dovrò avere, cioè dobbiamo creare rete. La persona che arriva da me, Giancola, in sportello, chiaro che io la ricevo come legale, ma immediatamente attivo lo psicologo che lavora con me, perché io non sono una psicologa. Queste donne hanno bisogno di essere ricostruite, hanno bisogno di essere veramente supportate, ma lo devo fare io come avvocato, lo deve fare lo psicologo, facendole capire che lei deve volersi bene, lei deve prendersi cura di sé e deve prendersi cura dei suoi figli, perché la prima domanda che mi fanno le donne: avvocato, ma se io denuncio mi portano via i bambini, e tu le devi dire no, anzi se continua così qua rischiamo che distruggiamo tutto o che finiamo tutti in una bara, perché ecco, questo lo vorrei dire ad alta voce. Ricordiamoci poi quelle che sono le vere vittime, cioè i bambini che rimangono orfani, perché rimangono orfani di una mamma che è stata uccisa e di un papà che, se non si è ammazzato, comunque è in carcere e ha finito di fare il padre. Allora, cerchiamo di capire dopo nella terza parte della puntata il ruolo delle scuole, se si può parlare di scuole, perché si parla tanto di educazione civica, ma pubblicità. Bentornati con Elettroshock, puntata dedicata alla violenza di genere, un problema culturale. Questa è la domanda. Vicino a me Angelica Giancola, criminologa e avvocato, e Massimiliano Ortolan, vicequestore di Udine, Polizia di Stato. Abbiamo parlato, e la Giancola ha aperto il fronte, sul fatto che le altre vittime di questi femminicidi ovviamente sono i bambini. Il caso eclatante è quello che è accaduto a Codroipo con due ragazzini, insomma, che non hanno visto quello che è successo, però subiranno sicuramente quello che è accaduto. Sentiamo un momento un contributo che è sempre realizzato da Fabio Di Bernardo con la psicologa. Diciamo che non c'è un vero e proprio identikit dell'aggressore o di colui che poi arriva a commettere anche il femminicidio, come abbiamo visto in molti casi purtroppo. Una delle caratteristiche comuni, ecco, che noi vediamo nei maltrattanti è proprio questa, il non vedere l'altro. Quindi io seguo i miei bisogni, seguo i miei desideri, non tengo conto dei bisogni della mia compagna. Quando parliamo di possesso, umiliazioni, controllo, gelosia estrema, ecco, questi sono tutti fattori che possono essere dei campanelli d'allarme. Molto spesso voglio aggiungere che siamo comunque ancora nell'epoca del patriarcato, per cui
Spesso si crede normale che una donna debba essere umiliata, debba essere minacciata, debba seguire ciò che dice il marito in tutto e per tutto, anche limitando la propria libertà anche di pensiero, no? Come abbiamo visto in svariati casi, anche il momento appunto della separazione o del divorzio potrebbe essere un momento molto di crisi per la famiglia, per cui molto spesso quando arriviamo anche a casi estremi notiamo che è una decisione che prende la moglie e non viene accettata dal compagno. Se io sto male perché mia moglie mi vuole lasciare, è umano, va bene, chiedi aiuto, ti possiamo aiutare anche in questo. C'è una società, allora, qua apriamo un fronte che è ampio, diciamo. Siamo in una società patriarcale. Giancola, secondo lei? Chiediamolo a Ortolani, che è un uomo. Ma no, diciamo che gli psicologi ci dicono che sostanzialmente perché c'è questa violenza e poi diciamo si colloca anche in determinati contesti anche geografici. Ecco, ricordo che per esempio sì, non è che l'Italia o in Italia avvengono la maggior parte di omicidi, se guardiamo diciamo, in Europa sono i paesi del nord Europa quelli in cui avvengono i fatti più gravi. Che dovrebbero essere più aperti, uno dice, ma dovrebbero essere più aperti, però ci spiegano che in quei paesi si è raggiunta sostanzialmente quella che è la parità di genere, sostanzialmente l'uomo è uguale alla donna. Nella nostra società ancora forse non si è arrivati a questo concetto, forse in determinati luoghi, ma anche diciamo qui da noi ancora si pensa che l'uomo insomma sia il capofamiglia, che a lui si debbano insomma, mangiare per primo piuttosto che essere servito per primo, piuttosto insomma, che abbia insomma, dei privilegi diversi insomma, e si danno dei ruoli che ora diciamo, sono anacronistici, che ci rendiamo conto non essere più quelli che devono essere. Quello che dobbiamo portare avanti noi in generale è una cultura sostanzialmente del rispetto nei confronti di tutti, rispetto che vuol dire non solo il rispetto dell'uomo nei confronti della donna, ma semplicemente del rispetto tra ciascuno di noi. Questa è la cosa che dobbiamo portare poi anche appunto nelle scuole, partendo diciamo dalle fasce più Andiamo lì piccole. Proprio, no? No, allora ho piacere che a questa domanda abbia risposto un uomo, no? Perché quando viene fatta alla donna, ovviamente la donna ha una sua visione, no? E mi fa molto piacere che, non avevo dubbi, ma che però sia un uomo a dire questo, perché è così. Ma qui è proprio un retaggio culturale, c'è un'educazione che arriva da questo, no? Perché la storia ce lo insegna, ma è anacronistico, cioè bisogna andare oltre, c'è il rispetto, cioè io quello che poi vedo mancare un po' a 360 gradi, no? Che è proprio il rispetto dell'altro, l'empatia. Ma questa mancanza di rispetto bisognerebbe già insegnarla alle scuole. Dovrebbero insegnarle alle famiglie. Partiamo dalla famiglia, che è la parte più importante, no? Così come è chiaro che spesso mi è stato domandato, ma la donna vittima di violenza, cioè può essere che, perché accetta queste situazioni? Chiaro che una percentuale di queste donne è cresciuta in un ambiente dove bisognava sottostare alle regole senza dire niente, così è e così non si discute, così devi fare, no? Perché altrimenti non si giustifica come queste donne vadano sempre a scegliersi dei compagni che poi alla fine sono dei compagni violenti, no? Ma questo è un altro capitolo. Io partirei proprio dalle basi, che è la famiglia, cioè è la famiglia che deve educare. Lavorando nelle scuole spesso sento proprio il malcontento degli insegnanti, che mi riferiscono, cioè le famiglie che ci aggrediscono, ci scaricano questi ragazzi e quando tu chiami la famiglia non accettano
che tuo figlio in quel momento... Questione di ruolo, insomma, bisognerebbe rispettare il ruolo, invece il professore viene già messo da parte. Allora, siccome non lo dice né Giancola né Ortolà, ma la funzione di educare è complementare, la scuola ha la funzione di educare in maniera complementare con le famiglie, quindi non ce l'ha solo la scuola, no? Deve esserci una collaborazione scuola-famiglia, perché se il ragazzino è un ragazzino che sbaglia e viene punito, e poi torna a casa e comunque viene punito spiegandogli il perché è sbagliato quell'atteggiamento, perché è sbagliato dare un calcio al compagno di classe o durante la ricreazione gli fai male, perché quel calcio, se tu non gli spieghi che è sbagliato, perché c'è un rispetto per le persone e perché se quel calcio venisse dato a te, ma tu come staresti? Cioè poi c'è un discorso di empatia, quel calcio per lui diventerà la normalità. Che poi c'è un altro discorso, no? Volevo ampliarlo anche con Ortolano, c'è poi la questione dei social, che hanno ampliato ancora di più, no? No? Se non sbaglio, il bullismo anche nei confronti degli altri, il mancanza di rispetto, sì, il prevaricare il ruolo degli altri. Anche lì è molto importante il ruolo appunto della famiglia, perché purtroppo anche in questo caso i genitori, mestiere naturalmente più difficile al mondo, è proprio quello di educare anche in questo senso, anche all'utilizzo responsabile dei social. Effettivamente questo ha un po' ampliato un po' tutto, nel senso che sono stati, diciamo, introdotti purtroppo nuovi comportamenti che necessariamente sfociano anche spesso in reato, ed effettivamente ci troviamo, insomma, costantemente poi a confronto con ragazzini, no, che subiscono magari semplicemente, insomma, delle offese, degli insulti tramite questo strumento. Sono le prime violenze, insomma. Sì, sono le prime violenze che purtroppo possono essere perpetrate anche da ignoti spesso, e questo, diciamo, crea sicuramente un disorientamento da parte di questi ragazzini che rimangono vittime e che alle volte non sono capaci poi di esternare questa loro problematica ai genitori. Sa perché prima le chiedevo, Giancarlo, sulla questione della scuola? Perché avevo lasciato anche nella parte precedente dicendo si insegna tanto l'educazione civica, ma magari non so se la violenza di genere meriterebbe di essere inclusa come una materia, insomma, la lotta contro la violenza di genere. La includerei perché la violenza... E anche sull'utilizzo dei social, apriremo un ampio capitolo in questo caso. È molto semplice, perché che cosa accade? L'episodio violento, ripreso coi cellulari, perché ovviamente più è violento, più fai delle cose sbagliate, no? E più sei popolare, cioè è questo il messaggio che sta passando. Quindi includere in un percorso formativo scolastico che cos'è la violenza di genere e quali sono le conseguenze della violenza di genere, perché molto spesso i ragazzi non sanno quali sono le conseguenze. Io lo dico sempre, mi è capitato più volte fare la domanda: voi sapete che cosa succede a 14 anni? Uno mi risponde: beh, posso prendere il motorino, no? Cioè, ma è normale, perché se nessuno ti insegna che a 14 anni sei imputabile e quindi vuol dire che rispondi tu delle azioni che fai, ma se nessuno te lo dice, quindi io la includerei proprio in un'ottica di prevenzione. Ma in che modo? Insegnando ai ragazzi quelli che sono i valori, rispetto, ripeto, cioè far crescere l'autostima nei ragazzi. Ma per far crescere l'autostima nei ragazzi, i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento. Anche, voglio dire, il genitore che incondizionatamente difende il proprio figlio non fa il bene del figlio. Il genitore che vuole essere amico del figlio non fa il bene del figlio, perché io sono la mamma dei miei figli, non la loro amica. Sì, torniamo sul ruolo del rispetto. Anche perché ricordiamo una cosa, che i ragazzini, no, non sono in grado, perché proprio per uno sviluppo anatomico, e meglio di me lo sanno i medici, gli psicologi, il cervello terminerà lo sviluppo a 18-21 anni. Quindi determinate situazioni fisiologicamente non sono in grado di gestirle e hanno bisogno degli adulti che gli consentano di capire quello che è sbagliato, quello che è giusto e qual è il modo migliore per preservarsi poi da delle conseguenze, e Ortolà me lo insegna, che pagheranno a vita.
perché poi quando tu li arresti e li porti e li interroghi, finché sono in gruppo si spalleggiano. Quando però li dividi, che cosa ti dicono? Ma io non l'avrei mai fatto, ma io non volevo, certo. no? Cioè questo è, poi però le conseguenze sono personali, certo. non c'è il gruppo, questo deve essere chiaro. Volevo chiedere a Ortolana, prima di lasciarci poi per l'ultima pubblicità, i videogame, i social, i compagni, le immagini che vengono trasmesse, piuttosto che fare prevenzione come cerchiamo di farla noi, cercando di istruire la gente in questo momento, di educare, spiegare, quanto è grande il rischio di emulazione? Ma, cioè i fatti che si ripetono anche, quanto è grande il rischio tra la gente? Secondo me è alto perché è una cosa che pensavo tra me e me, che i ragazzi, i bambini, per poi diciamo i ragazzi, si educano con l'esempio, prima che con le parole o con la spiegazione diciamo di un loro comportamento sbagliato. E quindi questa diciamo è la risposta, loro devono avere degli esempi, prima di tutto in ambito familiare, perché è lì che si forma diciamo un ragazzo, per poi arrivare diciamo anche nella società. Per questo è importante tutta la società, quindi è importante anche la comunità, il senso di comunità che cerchiamo insomma di riattivare. In questi ultimi mesi con un giornalista che ha scritto un libro proprio su un femminicidio che è successo in Friuli, stiamo cercando di toccare tutti i paesi del nostro Friuli. Questo perché nei nostri paesi c'è ancora questo senso di comunità e stiamo cercando appunto di sensibilizzare tutti al fatto che è molto importante che la comunità dia l'esempio, è molto importante che la comunità preservi, diciamo in questo caso, la vittima di violenza, che faccia capire che ha fatto bene sostanzialmente ad emergere e a denunciare il fatto. Se noi perdiamo questo senso di comunità, allora diciamo abbiamo perso, la vittima si sentirà sempre sola e difficilmente farà quel passo che è importante appunto per emergere. La cosa importante poi, lo ripeto anche in questo caso, non è tanto la denuncia, ma la consapevolezza. La persona deve essere consapevole che in quel momento è l'unico modo è uscire da questa spirale. Poi la denuncia la possiamo fare in un passo successivo, insomma, poi credo che necessariamente debba essere fatta, certo. Però è una cosa successiva. Prima la persona deve essere consapevole, perché nel momento in cui intraprende una strada, quella deve essere la consapevole, strada. aggiungerei, non sola. Questo è importante. Ultima pubblicità e poi ultima parte di Elettroshock. Ultima parte di Elettroshock è dedicato ai femminicidi, alle violenze di genere. Siamo andati andiamo a sentire l'ultima parte dell'intervista alla psicologa che ci dice anche chi è la persona aggredita e che cosa deve fare. E poi concluderemo questa puntata per capire realmente se questo è un problema culturale, quello della violenza di genere, con i nostri due ospiti. Prego. Quando si parla di centro antiviolenza si pensa subito alla violenza fisica, ma non trattiamo solo violenza fisica, trattiamo ogni tipo di discriminazione o violenza, per cui partiamo dalle umiliazioni, dalla violenza psicologica, dalle minacce, dallo stalking, dagli abusi sessuali e non sul lavoro, in coppia, in famiglia. Sono aumentate le richieste di ragazze giovani. Questo mostra, a mio avviso, quanto la consapevolezza sia cresciuta. Gruppi di ragazzine, anche del liceo, arrivano e ci raccontano come hanno saputo di un'amica ripresa mentre aveva degli atteggiamenti amorosi con il proprio fidanzato, il cui video poi è girato su WhatsApp. Ci sono veramente molte sfumature al giorno d'oggi su cui noi possiamo intervenire e supportare. Ed è molto importante che sappiano che possono venire tranquillamente, possono telefonarci senza aver timore di farlo, per cui una donna quando viene qui è libera di entrare e di uscire, non è una prigione, è un centro di accoglienza. Chiedere supporto non significa solo venire qui per denunciare, ma appunto anche solo venire per chiedere informazioni, per avere supporto psicologico.
Ecco, a me faceva colpo Giancola quando parlava prima, nella primissima parte di questa ultima intervista, quando diceva delle ragazzine che riprendono in atteggiamenti amorosi, i fidanzatini, fa più notizia l'eccezionalità, no? Alla fine, piuttosto che... Sì, dovrebbe essere una bella notizia, no? Una volta si diceva, insomma, che c'era una bella notizia. Diciamoci la verità, è che una volta quello che facevi lo facevi di nascosto e pregavi Dio che non si venisse a sapere, no? Invece adesso quello che fai... Però trovare l'amore era una cosa bella, insomma. Adesso invece è diventato lo spettacularesco, come si suol dire. No, a parte che poi c'è un concetto di amore un po' che è cambiato, cioè, no? Un po' troppo social. Però a parte questo, che merita un'altra trasmissione, concordo tantissimo con la dottoressa, perché quello che continuo a dire anch'io nello sportello che gestisco a Lavoratore Fiera presso la sede dell'Andos, io dico non devono venire da me, cioè non solo le donne che sono sposate, le ragazze che convivono, ma anche, anzi a maggior ragione, le ragazzine che magari stanno frequentando, hanno il fidanzatino, ma che inizia ad avere degli atteggiamenti, alcune mi dicono ho l'ansia, me lo trovo dietro ovunque. Per cui venite, parlatevene, venite da me, andate nei centri, andate dove volete, ma parlatene, andate in questura, cioè quando c'è qualcosa che non va, ricordiamo, ma dobbiamo proprio ricordarlo, che non è inutile fare le fiaccolate quando muoiono, perché ci sono delle ragazze che per colpa di questi video si sono tolte la vita. Se c'è una legge sul cyberbullismo è perché il papà di Carolina si è battuto perché questo non accadesse più, e invece ci siamo, perché quando una ragazza si vede girare dei film, dei video, ricordiamo che questi video che vengono postati con un click fa il giro del mondo, quindi ricordiamolo questo, cioè anche qua ci sono troppi ragazzi che si sono tolti la vita per colpa poi di che cosa? Di una banalità, di una mancanza di rispetto, cioè, quindi come vedi il cerchio si chiude, quindi tanta la risposta prevenzione, ce lo siamo data a questa puntata. Tanta prevenzione, tanta formazione e non c'è nulla di cui vergognarsi, ma niente. Ci siamo dati una risposta a questa puntata, no? Cioè nel senso il punto di domanda lo possiamo togliere, c'è un problema culturale. Beh, io direi proprio di sì, per me sì. Ortolan? Sì, no, assolutamente sì. La cosa che aggiungo che è ancora sconcertante è il fatto che purtroppo quando noi parliamo con i centri antiviolenza, piuttosto insomma che con gli sportelli, perché è molto importante l'attività che viene fatta sia dagli enti ma soprattutto dall'associazionismo, perché dai volontari, perché se non ci fosse questa parte come spesso, delle sentinelle, no? Esatto, è un po' scoperta, diciamo, dalla parte statale. Ecco, il problema è che spesso ci sono insomma persone che si rivolgono allo sportello, che ne parlano, però ancora pochissime sono quelle poi che decidono di emergere. I dati insomma, ci dicono che percentualmente stiamo parlando del 5-10% forse, quindi è molto poco. Vuol dire che su 100 donne che subiscono violenza all'interno delle mura domestiche, spesso solo 5-10 poi decidono di emergere, di abbandonare questa violenza. Qui appunto è, e lo ribadisco, un problema culturale. Dobbiamo assolutamente fare in modo che siano di più le persone insomma, che escono insomma, da questa spirale da una parte, e poi naturalmente bisogna crescere, bisogna formare i professionisti e soprattutto informare in maniera tale che questo tipo di violenza non ci sia, insomma, o venga ridotta al minimo. Certo, magari rimandiamo anche in onda questa schermata che ci aveva fatto vedere il nostro Fabio Di Bernardo sui centri antiviolenza che sono presenti in Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono 4-5, però insomma se potessimo allargare ancora di più la rete e fare in modo insomma, che ci sia questa la possibilità, dare una mano a queste persone che emergano, insomma. E questi sono solo diciamo, i centri che, ufficiali, diciamo, sì, ufficiali o che sono in una determinata rete, ma ci sono tanti altri insomma, sportelli e associazioni che si occupano del fenomeno e che sicuramente poi indirizzano la vittima diciamo, nei posti insomma, adeguati insomma, dove... Quando arrivano da voi è già avanzato lo stadio di purtroppo violenza? Purtroppo sì. Quando arrivano da lei? Sono disperate,
Però quindi manca il passo precedente. sono disperate, cioè, hanno che paura, però già... io continuo a dire, perché ci credo veramente, che se tutti assieme ci coalizziamo, facciamo rete in maniera concreta, si possono ottenere dei bei risultati, perché quando arrivano da me purtroppo sì, è così, perché mi dicono... da entrambe le parti riscontro che la frittata è già fatta. Però da me dicono: io sì, voglio denunciare, voglio separarmi, però ho paura perché mi ammazza. Allora questo... Se si arriva già col problema... Sì, beh, ma perché glielo dicono? Cioè, la maggior parte delle donne che mi sono arrivate con il convincimento, no? Che la cosa giusta è separarsi, con la convinzione, però mi dicono anche: se io lo faccio mi ammazza, ha detto che ammazza me e i miei figli. Quindi ci sono sicuramente delle categorie, e la mia è una di queste, che forse abbiamo più forza, no? Perché quello che dicevo all'inizio, accompagnare queste donne, perché è inutile che io faccia la consulenza, poi esce e non si sente comunque protetta. Quindi, ma fare rete, cioè chiamare, rompere le scatole, tanto loro sono disponibilissimi, cioè chiedere l'allontanamento, un divieto di avvicinamento, cioè voglio dire, gli strumenti li abbiamo. Sì. Chiaro, c'è un problema, non sempre ci sono purtroppo materialmente i posti dove collocarle, perché anche come posti letto, secondo me forse bisognerebbe anche lavorare lì, no? Ampliare, cioè, ma fare rete anche in questo, perché se esce da me io la convinco, sì, la supporto, però poi faccio un divieto di allontanamento, però poi questo magari mi torna ugualmente, cioè quanti ammonimenti, poi questo è andato, ha buttato giù la porta, cioè, secondo me bisogna... Anche se bisogna dire che, adesso appunto al di là, diciamo, del problema della prevenzione, che è la prima cosa fondamentale, però vediamo che per esempio lo strumento dell'ammonimento, che è uno strumento nelle mani del questore ed è uno strumento di tipo preventivo, funziona molto. Nel senso che chi viene, diciamo, ammonito o chi viene avvisato che si intende aprire un ammonimento, l'ammonimento, ricordo, lo si può fare per casi di stalking prevalentemente, ma anche per casi di violenza domestica se non sfociano in maltrattamenti, perché in questo caso i maltrattamenti sono procedibili d'ufficio, e sono degli strumenti che abbiamo visto essere veramente efficaci. Poi difficilmente l'uomo che ha perpetrato determinati episodi, quindi che diciamo, ha perseguitato la vittima, poi continua nel farlo, oppure che si è reso protagonista di un episodio, diciamo, di violenza domestica, poi lo agisce in un secondo momento. E quindi per quello, diciamo, invitiamo a venire e a parlare. Anche da noi, insomma, noi appunto necessariamente non spingiamo nel fare la denuncia, spingiamo intanto nel parlare delle cose, e poi insomma dobbiamo maturare questa convinzione. Secondo me la cosa più importante è fare in modo che queste donne non si sentano sole, mai, perché anche quando fai l'ammonimento però te lo dicono: io ho paura perché lui adesso è talmente arrabbiato, quindi dare la percezione che l'ammonimento ha la sua efficacia, che se poi dovesse riavvicinarsi, allora prendere dei provvedimenti, ovviamente come prevede la legge, molto più pesanti, sì, ma farlo. Cioè questo deve essere, quando io dico in maniera concreta e urgente, intendo questo: gli strumenti ce li abbiamo, bisogna imparare ad utilizzarli in maniera concreta, perché altrimenti i numeri andranno solo che a aumentare, non a diminuire. Speriamo di no. Grazie mille a Giancola, grazie mille a Ortolan, grazie a tutti per questa puntata, vi auguro buona serata a tutti, sempre su Telefriuli. Grazie, arrivederci.